Allora, i numeri sono davvero importanti e dimostrano quanto è l'impegno quotidiano delle donne e degli uomini della polizia locale. I numeri, io partirei da numeri di richieste, di telefonate, di contatti alla nostra centrale operativa che nel 2025 hanno superato i 38.000 casi, di cui in 32.000 ci siamo poi occupati con veri e propri interventi, quindi direi numeri assolutamente significativi. Poi c'è il dato sulle patenti che è veramente significativo, più 234% di sequestri. Questo è un numero che inevitabilmente prevedevamo crescesse in quanto nel dicembre del 2024 era entrata in vigore una modifica del codice della strada che prevede in particolare il ritiro delle patenti qualora si venga trovati la guida con l'uso del telefonino. Ecco, tutti questi casi prevedono il ritiro finalizzato alla sospensione della patente e inevitabilmente quindi ha fatto alzare in maniera importante, quasi triplicare i numeri. Poi ci sono due dati veramente significativi, uno è il TSO che dicevamo di gente molto giovane e poi il dato sui rifiuti abbandonati. Sì, il numero di TSO non è in realtà cambiato rispetto agli anni precedenti, ma nella conferenza stampa che abbiamo appena avuto in qualche modo l'abbiamo voluto portare perché è un numero significativo per l'impegno e per la sensibilità che in ogni occasione deve essere posta dagli operatori. Per quanto riguarda il rifiuto i casi di rifiuti abbandonati e segnalati sul territorio, anche questi sono numeri importanti per i quali siamo sempre impegnati, non solo evidentemente per poi permettere la pulizia dell'area, ma anche per identificare i responsabili.